nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Pace e bene. Siamo qui riuniti nella festa di San Francesco per ricevere dal Signore il dono della consacrazione religiosa di due nostre sorelle. Questa liturgia accoglie e conferma la risposta di Suor Maria Arle e di Suor Maria Valentina alla chiamata di Dio e le consacra per tutta la vita a essere lode, ringraziamento, preghiera, a beneficio e santificazione di tutta la Chiesa. Desidero a nome di tutte le sorelle della comunità esprimere la nostra gioia e la nostra gratitudine a tutti voi che partecipate alla celebrazione. Un saluto e un grazie per la presenza del nostro Vescovo Michele, che presiede questa Eucaristia. È un segno molto bello, eloquente, della comunione che unisce la nostra comunità alla Chiesa di Treviso, dalla quale ci sentiamo custodite e aiutate a vivere il nostro cammino monastico come dono per tutta la Chiesa. Un saluto e un grazie a Padre Andrea Vaona, provicario della provincia patavina. Grazie al guardiano Padre Valentino Maragno e al cerimoniere Padre Carlo Vecchiato e ai loro confratelli che fraternamente ci ospitano. Un grazie anche a tutti i concelebranti. Ringraziamo il coro giovani dei santuari antoniani che animano la celebrazione e un grazie a tutti i volontari per la loro gentile disponibilità. Un saluto ai familiari, parenti e amici presenti e a quanti ci stanno seguendo in diretta streaming grazie alla disponibilità di Padre Alessandro Ratti. Nel Vangelo ascolteremo il Magnificat di Gesù. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai rivelato ai piccoli il mistero del Regno. Lo Spirito scenda copiosamente su Suor Arle e Suor Valentina, perché, come i piccoli del Vangelo, possano cantare il loro Magnificat ed esprimere la bellezza e la gioia dell'essere discepoli di colui che si è fatto piccolo per rivestirci di Lui. Ora Suor Alma, cugina di Suor Arle, farà un breve saluto in lingua filippina. Sumasainyo ang kapayapaan. Narito kami nagkakaisa para matanggap sa Panginoon ang regalo ng religious consecration sa ating dalawang kapatid na itong liturhiya ay nakapagbigay sa sagot ni Sister Arlene at ni Sister Valentina sa tawag ng Diyos at ang konsakrasyon sa atong pangaraw-araw na buhay at ang papuri sa Diyos. Magpasalamat tayo sa mga dasal at benepisyo at papuri sa lahat ng simbahan. Pagkatapos ng liturhiya at ang mga salita at panalangin ng lahat ng santo, si Sister Arlene at si Sister Valentina ay mag-profess ng chastity, poverty at obedience sa ordinasyon ng Santa Clara. Sumunod tayo sa pagbigay sa singsing patunay sa pagtatapat sa ating Panginoong Hesus. È il Signore che ci convoca, è il Signore che ci convoca in questo giorno di festa per molti motivi e siamo grati al cielo, festa per la ricorrenza del Serafico Padre Francesco, festa per il vostro dono, care sorelle, al Signore crocifisso e risorto e vivente nella storia, festa per l'accoglienza, Reverenda Madre, grazie della sua e di tutta la comunità, festa per la concelebrazione, festa perché siamo venuti qui
chiamati da una parola buona del Signore che ci dice: camminate con me e fidatevi di me. Un saluto a voi carissimi qui presenti e tutti coloro che ci stanno guardando anche da vicino e da lontano. Il mondo si rimpicciolisce un po' per la tecnica, ma sicuramente per l'amore. L'amore di Cristo stringe legami solidi anche nella distanza, nella certezza della sua presenza e della sua forza. A Lui consegniamo la nostra giornata, il nostro tempo, i nostri pensieri, il nostro amore, la nostra vita, adesso qui sull'altare. Voi lo fate per la vita, ma ci insegnate a farlo un po' anche a noi, giorno dopo giorno, donando a Lui il bene che ci permette di fare, chiedendogli il perdono per il male che commettiamo. Ci mettiamo nelle mani della infinita misericordia di Dio nostro Padre. Confesso a Dio Onnipotente, a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria in excelsis Deo. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscite deprecatione nostra. Sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Veniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus Altissimus,
Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. O Dio, che nel serafico Padre Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine del Cristo, concedi anche a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Siracide. Ecco, chi nella sua vita riparò il Tempio e nei suoi giorni consolidò il santuario. Nei suoi giorni fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio grande come il mare. Avendo premura di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città nell'assedio. Com'era glorioso quando si affacciava dal Tempio, quando usciva dal santuario dietro il velo. Come astro mattutino in mezzo alle nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come sole sfolgorante sul Tempio dell'Altissimo, come arcobaleno splendente fra nubi di gloria. Parola di Dio. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Il Signore mia parte d'eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Oh, Signore, benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
Fratelli e sorelle, ha ora inizio il rito della professione religiosa. Suor Maria Arlen e Suor Maria Valentina accendono le lampade al cero pasquale, segno della fede battesimale nella quale hanno perseverato fino ad oggi. Suor Maria Arlen, Mi hai chiamato, eccomi, Signore. Suor Maria Valentina, Mi hai chiamato, eccomi, Signore. sorelle carissime, oggi vi è concesso di aderire per sempre a Cristo Sposo. Che cosa chiedete a Dio e alla sua Santa Chiesa? Chiediamo di essere ammesse alla professione solenne nell'ordine nostro, per seguire la vita e la povertà di nostro Signore Gesù Cristo e della sua Santissima Madre, perseverando con l'aiuto di Dio fino alla morte nella vita della santa semplicità, umiltà e povertà. Benediciamo il Padre che attraverso l'azione dello Spirito ha suscitato in te, Suor Maria Arlen, e in Suor Maria Valentina la volontà di appartenere totalmente a Cristo Signore. Rendiamo grazie a Dio. Parole un po' forse controcorrente, o che forse, se le avete seguite bene, sembrano poco adeguate, quelle che ho rivolto a nome della Chiesa alle nostre due sorelle, proprio all'inizio. Sorelle carissime, e questo va bene, oggi vi è concesso di aderire per sempre a Cristo Sposo. Vi è concesso. Ma credo che questo dia il tono di ciò che sta accadendo qui adesso con voi, quello che vivete voi, carissime sorelle, perché forse guardando da fuori, da al di là delle mura o di una grata di un convento, pensiamo di primo acchito all'impegno, al sacrificio, alla rinuncia. Bene, dovremmo pensare al dono.
è un dono che paradossalmente nel momento in cui mostrate l'esercizio più grande della generosità, il dono indiviso della vita, voi riconoscete, credo facendo vostro questo atteggiamento, che è un dono del Signore a voi. Poter aderire per sempre a Cristo sposo. Poter vivere l'esistenza in una comunità di sorelle, con il cuore, la mente, le azioni, la vita rivolta all'unico necessario. E questo è davvero un dono grande, è davvero una pienezza di vita che viene donata e che voi testimoniate a noi con la vostra esistenza, mostrandoci una via che dovremmo seguire anche noi nel sacerdozio, noi nel matrimonio, noi nel laicato, noi nella vita consacrata, noi nell'economia, nella politica, ovunque. Il Signore ci concede di essere Suoi, ci concede di aderire nel nostro stato di vita, con le nostre responsabilità, a Lui, che rimane per tutti noi l'unico necessario. E qui credo che potremmo insieme pregare il Signore che possa ricadere anche su di noi questo Magnificat di Cristo, questa lode che Lui fa al Padre, e che siamo anche noi oggetto dello stupore, della lode e della meraviglia di Cristo, che loda il Padre perché nasconde la meraviglia del suo amore, la semplice necessità della sua centralità ai sapienti e ai dotti, e lo rivela ai piccoli. Oggi, per intercessione proprio di San Francesco, vorrei chiedere per me, per le sorelle, ma lo vorrei chiedere davvero per tutti noi e per la nostra Chiesa, di accettare il dono, di saperci piccoli, di accettare questa nostra piccolezza, non come un limite, non come una maledizione, non come una condizione dalla quale doverci affrancare, ma come l'unico luogo in cui possiamo trovare la bellezza dell'amore tra il Padre eterno e il Figlio eterno, in cui possiamo penetrare nella realtà, nel profondo senso di tutta la vita, di tutto l'universo. E seguendo San Francesco, di cui celebriamo grati la memoria, pensare che addirittura non solo piccoli, ma anche minimi, cioè non solo piccoli tra piccoli perché tanto siamo tutti insignificanti, no, più piccoli del fratello, più piccoli della sorella, più piccoli del più povero e del più bisognoso, perché siamo tutti così grandi nell'amore di Dio che riconosciamo in ciascuno, nel piccolo, nel debole, nel sofferente, nell'abbandonato, ma nella persona che ci sta accanto, ma anche nel più potente della terra, la meraviglia dell'amore di Dio, non per meriti, non per particolari pregi,
ma perché in ogni persona sappiamo riconoscere l'impronta dell'immagine di Dio e perché in ogni persona incontriamo la bellezza di Cristo, splendente, come l'arcobaleno di luci tra nubi di gloria, come abbiamo sentito proclamato dalla Scrittura. Se accettiamo questo essere piccoli, questo essere minimi, questo essere più piccoli, riceviamo di colpo la rivelazione di quanto sia immenso l'amore di Dio per noi, di quanti siano i doni che Lui ci fa, dal respiro al battito del cuore, allo sguardo amorevole di chi ci vuol bene, alla fatica condivisa di chi si fa compagno di strada sul nostro cammino, dalla bellezza che riusciamo a diffondere con la nostra semplice adesione alla vita. San Francesco, Santa Chiara hanno vissuto questo e continuano a viverlo adesso nell'Assemblea Celeste, ma lo vivono adesso qui, nelle famiglie dei figli e delle figlie che continuano a vivere quel loro sguardo pieno di stupore sull'amore di Dio e sulla bellezza del Cristo. Perché questo è un percorso di libertà, di autentica liberazione, perché permette di non avere idoli, di non contare su nessuna realtà creata, per quanto grande, per quanto meravigliosa, per cercare la salvezza, per ottenere la pienezza di vita. Così che non chiediamo troppo a nessuna creatura, che sia una persona, un affetto, che sia una situazione, che sia un compito, che siano i beni di questa terra. Ma se non pretendiamo niente e se non chiediamo salvezza alle cose e alle persone, otteniamo tutto dalle persone, tramite le cose, nel creato, in tutto ciò che è, perché in tutto sappiamo cogliere lo splendore della bellezza dell'amore di Dio, perché Lui ha creato le cose e impariamo a vederle nel loro splendore, nel loro essere segno, sacramento della presenza di un Dio che ci ama e che non ci abbandona. La vita col Signore è capace di scorgere la bellezza di tutto ciò che è creato. San Francesco, quando lascia le ricchezze, quando si dona pienamente al suo Signore, quando sposa Madonna Povertà, è in quel momento che pone le condizioni per poter cantare il grande inno, Laudato Si. È solo lì che gli si aprono gli occhi, per rivedere le cose che smette di voler possedere e le accetta come dono e scopre finalmente il volto di chi le dona, del Padre Eterno, del Figlio misericordioso, dello Spirito di vita. È un percorso che ci insegnate, che oggi suggellate davanti alla Chiesa, davanti al Signore. Ci insegnate davvero questo cammino, a non avere paura e a cercare la letizia. La perfetta letizia, così faticosa di Padre Francesco, eppure così vera. Accettare il limite, accettare la fatica, ma in ogni istante saper cogliere l'amore di Dio.
persino lo abbiamo sentito nella lettera ai Galati, persino nelle stigmate, nel segno dell'amore di Cristo che si fa carne in San Francesco, che si fa carne in ciascuno di noi, se amiamo. Perché se amiamo, ne portiamo i segni. Ma se amiamo, impariamo ad amare anche quei segni, perché quel perdono che daremo, che ci costerà, lascerà il segno, ma sarà fonte di nuova vita. Quel tempo donato, quella pazienza, quel sorriso, quel tratto di strada insieme, ci costeranno, e alle volte tanto, ma saranno il fondamento di una gioia piena. In questa nostra strana situazione, persino quelle mascherine che avete sul volto sono segno di amore, sono piccola stigmata di Cristo. Se accettate, non per paura di una sanzione, ma per amore, per contributo a non far ammalare qualcuno, per proteggere chi è più piccolo, chi è più debole, chi è più fragile. Tutta la nostra vita si può trasformare in questo, e voi di questo siete segno e strumento, vale a dire sacramento. La vita consacrata è questo dono alla Chiesa. E io rendo lode al Signore perché voi insieme, sorelle Clarisse, siete dono alla Chiesa di Treviso. Siete segno di ciò che è essenziale. Ci richiamate sempre che Gesù Cristo è il nostro Signore e che seguirlo è bello, è faticoso, ma è fonte di letizia e di gioia. Allora preghiamo, carissimi e carissime, per queste nostre care sorelle, ma pregando per loro preghiamo anche per noi, perché possiamo gustare la letizia piena che viene dal Signore, così che la nostra vita sarà una lode a Dio e il mondo sarà un po' più bello, anche grazie al nostro amore, a come ci vogliamo bene tra di noi e a come accetteremo di essere fratelli, sorelle di tutti, in quella fratellanza universale che il Papa ci richiama nella sua nuova enciclica e che ci innesta al centro della nostra fede. Ora la Chiesa verifica la volontà di Suor Maria Arlen e Suor Maria Valentina di consacrarsi per sempre a Dio. Quindi le sorelle emettono la professione nelle mani della Madre Abbadessa, ricevono la solenne benedizione e vengono accolte definitivamente in questa fraternità e nell'ordine di Santa Chiara. Sorelle carissime, già morte al peccato e risorte in Cristo mediante il battesimo, volete ora consacrarvi per sempre a Lui con la professione solenne? Non voglio. Volete, con la grazia dello Spirito Santo, seguire l'esempio del Figlio di Dio e della sua Santissima Madre,
secondo la regola delle povere sorelle di Santa Chiara, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità? Sì, lo voglio. Volete, come pellegrine e forestiere in questo mondo, abbracciare e amare la povertà del Signore nostro Gesù Cristo, sull'esempio del Padre San Francesco e della Madre Santa Chiara, e conservare sempre con le vostre sorelle l'unione della scambievole carità? Sì, lo voglio. Volete donare tutte voi stesse a colui che per amor vostro tutto si è donato, vivendo in clausura e in somma povertà, nella solitudine e nel silenzio, nella preghiera, nella penitenza e nell'umile fatica quotidiana, divenendo insieme alle vostre sorelle collaboratrici di Dio stesso e sostegno delle membra deboli e vacillanti del suo corpo, che è la Chiesa? Sì, lo voglio. Volete essere unite per sempre a Cristo Sposo e vivere con Lui e per Lui, quale segno profetico della vita futura, imitando la Vergine Maria e testimoniando con gioia la speranza dei beni eterni? Sì, lo voglio. Colui che vi ha concesso di bene incominciare, vi doni anche di crescere nel bene e di perseverare fino all'incontro con Cristo Signore. Fratelli, sorelle carissimi, rivolgiamo umilmente la nostra preghiera a Dio Padre, datore di ogni bene, perché per intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi confermi il santo proposito che Egli stesso ha suscitato in queste sue figlie. Rimaniamo in piedi. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. voi tutti santi angeli di Dio, pregate per noi. San Giovanni Battista, Prega per noi. Santi Pietro e Paolo, Pregate per noi. San Marco, Prega per noi. San Luca, Prega per noi. voi tutti santi apostoli ed evangelisti, Pregate per noi. San Giuseppe, Prega per noi. Santa Maria Maddalena, Prega per noi. Santi Stefano e Lorenzo, Pregate per noi. San Valentino, Prega per noi. Santi Basilio e Gregorio, Pregate per noi. Sant'Agostino, Prega per noi. Sant'Antonio, Prega per noi. San Benedetto, Prega per noi. San Domenico, Prega per noi. Santo Padre nostro Francesco, Prega per noi.
Santa Madre Chiara, prega per noi. Santi Berardo e compagni martiri, Pregate per noi. San Massimiliano Kolbe, Prega per noi. voi tutti santi martiri dell'ordine serafico, Pregate per noi. San Bonaventura, Prega per noi. Sant'Antonio di Padova, Prega per noi. San Bernardino, Prega per noi. San Pietro d'Alcantara, Prega per noi. San Leopoldo, Prega per noi. San Giuseppe da Copertino, Prega per noi. Sant'Agnese d'Assisi, Prega per noi. Santa Coletta, Prega per noi. Sant'Angela da Foligno, Prega per noi. Santa Caterina da Bologna, Prega per noi. Santa Battista da Varano, Prega per noi. Santa Veronica, Prega per noi. Santa Elisabetta d'Ungheria, Prega per noi. Santa Margherita da Cortona, Prega per noi. Beata Elena Anselmini, Prega per noi. voi tutti santi e sante dell'ordine serafico, Pregate per noi. Santa Caterina da Siena, Prega per noi. Santa Teresa d'Avila, Prega per noi. Santa Teresa di Gesù Bambino, Prega per noi. Santa Teresa Benedetta della Croce, Prega per noi. Santa Bernardetta, Prega per noi. Santa Teresa di Calcutta, Prega per noi. San Pedro Calungsod, Prega per noi. San Liberale, Prega per noi. San Pio X, Prega per noi. San Giovanni XXIII, Prega per noi. San Paolo VI, Prega per noi. San Giovanni Paolo II, Prega per noi. voi tutti santi e sante di Dio, Pregate per noi. sii misericordioso, da ogni male, Liberaci, Signore. da ogni peccato, Liberaci, Signore. dalla morte eterna, Liberaci, Signore. per la tua incarnazione, Liberaci, Signore. per la tua morte e risurrezione, Liberaci, Signore. per l'effusione dello Spirito Santo, Liberaci, Signore. noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci.
perché tu doni alla Santa Chiesa una vita sempre più feconda con l'offerta e l'apostolato dei tuoi figli. Perché tu accresca nel tuo servo il nostro Papa Francesco e in tutto il collegio episcopale i doni dello Spirito Santo. Ti preghiamo, ascoltaci. Perché tu doni al mondo intero la giustizia, la pace e la vera concordia. Ti preghiamo, perché tu conduca tutti gli uomini alla luce della verità e della fede. Ti preghiamo, ascoltaci. Perché tu unisca più intimamente all'opera redentrice del tuo Figlio coloro che professano i consigli evangelici e li renda segno della tua tenerezza verso il genere umano. Ti preghiamo, ascoltaci. Perché tu ricompensi con la pienezza delle tue benedizioni i genitori che hanno offerto a te la loro figlia. Ti preghiamo, ascoltaci. Perché tu renda queste tue figlie sempre più conformi a Cristo e segno della sua presenza nella storia. Ti preghiamo, ascoltaci. Perché tu benedica, santifichi e consacri queste nostre sorelle. Ti preghiamo, ascoltaci. Gesù, Figlio del Dio vivo, ti preghiamo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio, concedi a queste nostre sorelle di fare per tuo amore ciò che sanno che tu vuoi e di volere sempre ciò che a te piace, affinché interiormente purificate, interiormente illuminate e accese dal fuoco dello Spirito Santo, possano seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, e con l'aiuto della tua sola grazia giungere a te, o Altissimo, che nella Trinità perfetta e nell'unità semplice vivi e regni e sei glorificato, Dio onnipotente, per tutti i secoli dei secoli. Ora le nostre sorelle emettono la professione di voti di obbedienza, povertà e castità nelle mani della madre Elena Chiara Cecchetto. Assistono quali testimoni Suor Nicoletta Dallara e Suor Anna Maria Bassan. Io,
Suor Maria Arlen della Divina Misericordia. A lode di Dio nella ferma volontà di osservare più perfettamente il Vangelo di Cristo, poiché il Signore mi ha dato questa grazia davanti alle mie consorelle, nelle tue mani, Madre. Faccio voto per tutto il tempo della mia vita di vivere in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità, secondo la regola delle povere sorelle di Santa Chiara, confermata dal Papa Urbano IV, e secondo le costituzioni approvate dalla sede apostolica, osservando la clausura stabilita dalla Chiesa, conforme alle stesse costituzioni. Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa religiosa famiglia, affinché, mediante l'azione dello Spirito Santo, l'intercessione della Beata Vergine Maria, del nostro Padre San Francesco, della nostra Madre Santa Chiara e di tutti i santi, con l'aiuto delle mie consorelle, possa attuare la mia totale consacrazione al servizio di Dio e della Chiesa. Io, Suor Maria Valentina di Gesù, a lode di Dio, nella ferma volontà di osservare più perfettamente il Vangelo di Cristo, poiché il Signore mi ha dato questa grazia, davanti alle mie consorelle, nelle tue mani, Madre. Faccio voto per tutto il tempo della mia vita di vivere in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità, secondo la regola delle povere sorelle di Santa Chiara, confermata dal Papa Urbano IV, e secondo le costituzioni approvate dalla sede apostolica, osservando la clausura stabilita dalla Chiesa, conforme alle stesse costituzioni. Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa religiosa famiglia, affinché, mediante l'azione dello Spirito Santo, l'intercessione della Beata Vergine Immacolata, del nostro Padre San Francesco, della nostra Madre Santa Chiara e di tutti i santi, con l'aiuto delle mie consorelle, possa attuare la mia totale consacrazione al servizio di Dio e della Chiesa.
principio e fonte di ogni santità. Tu hai tanto amato gli uomini da renderli partecipi della tua vita divina e nella tua misericordia non hai voluto che il peccato di Adamo e l'iniquità del mondo estinguessero questo disegno del tuo amore. Già agli inizi della storia ci hai dato in Abele il giusto un modello di vita innocente e nella tua provvidenza attraverso i secoli hai suscitato dalla stirpe del popolo eletto uomini santi e donne di eminenti virtù. Splende fra tutte la figlia di Sion, la Beata Vergine Maria. Dal suo grembo virginale venne alla luce il tuo Verbo fatto uomo per la salvezza del mondo, Gesù Cristo, nostro Signore. Splendore della tua santità, o Padre, egli si fece povero per arricchirci e prese l'aspetto di servo per restituirci alla libertà. Nel suo mistero pasquale ha redento il mondo con immenso amore, ha santificato la tua Chiesa e l'ha resa partecipe dei doni dello Spirito Santo. E tu, o Padre, con la voce misteriosa dello stesso Spirito, hai attratto innumerevoli figli e figlie a seguire Cristo Signore. Da costoro hai suscitato il tuo servo Francesco, fedele seguace della perfezione evangelica, perché dietro il comando del Cristo crocifisso andasse con i suoi frati a riparare la tua casa, la Chiesa, rinnovandola con la santità della vita. Attratta dal suo esempio e da lui guidata nella via del Vangelo, per tua ispirazione la Vergine Chiara si incamminò per la via stretta che porta alla vita e divenne madre del piccolo gregge e delle sorelle povere che tu, Padre, hai generato nella Santa Chiesa. Esse, anteponendo a tutte le ricchezze e vanità del mondo le nozze con Cristo, abbracciano con tutto il trasporto del cuore l'altissima povertà, scelgono di abitare rinchiuse e di servirti con animo libero, in unità di spiriti. Guarda, o Signore, queste nostre sorelle, che nella tua provvidenza hai chiamato alla sequela di Cristo sui passi di Chiara, umile, povera e amante della croce. Infondi in loro lo spirito di santità, perché quello che oggi per tuo dono liete e gioiose hanno promesso, possano osservarlo con santa operosità fino alla fine. Pongano come solido fondamento della vita la vera umiltà, siano sempre animate da ardente amore per Cristo e siano sollecite nel servire le sorelle, nulla antepongano all'obbedienza caritativa, sempre amino e osservino Nostra Signora la santa povertà, coltivino la pura semplicità. Attendano a ciò che soprattutto devono desiderare, avere lo Spirito del Signore e pregare con cuore puro. La loro vita consacrata edifichi la Chiesa, promuova la salvezza del mondo e appaia come segno luminoso dei beni futuri. Signore Padre Santo, nella tua misericordia guida i passi di queste tue figlie e proteggile nel loro cammino, affinché avanzino sicure nella via della beatitudine ed infine, nel giorno di Cristo Signore, non abbiano a temere la sentenza del giudice, ma riconoscano la voce dello sposo che le invita alla gioia delle nozze eterne. Per Cristo nostro Signore. Sor Maria Arlen, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà a Cristo crocifisso, tuo sposo, perché ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Sor Maria Valentina, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà a Cristo crocifisso, tuo sposo, perché ti accolga nella gioia delle nozze eterne.
Ti affido, Madre, Suor Maria Arlen e Suor Maria Valentina, che hanno emesso nelle tue mani la loro professione. Aiutale a custodire il dono della vocazione e sii per loro esempio di vita evangelica. Sorelle carissime, vi accogliamo per sempre nella nostra fraternità. Vivete con gioia la vostra consacrazione. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto un uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen.
Pregate, sorelle e fratelli, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Signore, e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce, che segnò l'anima e il corpo di San Francesco, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, uomo nuovo, fiore purissimo nato dalla Vergine Maria, proclamò beati i puri di cuore, e con la sua vita rivelò il pregio sublime della castità. Liberamente aderì in tutto al tuo volere e facendosi obbediente fino alla morte si offrì per noi in sacrificio perfetto a te gradito. Egli ha consacrato al servizio della tua gloria quelli che per tuo amore abbandonano ogni cosa, promettendo loro un tesoro inestimabile nei cieli. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Conferma nel santo proposito le nostre sorelle Arlene e Valentina, che si impegnano a seguire il Cristo tuo Figlio nella generosa testimonianza della vita evangelica e dell'amore fraterno. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato e continua a donarci il suo Spirito con la fiducia, con la libertà, con la gratitudine dei figli da fratelli e sorelle. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, dona pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, guarda alla fede della Tua Chiesa intera e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Un cenno, uno sguardo e un sorriso di pace ce lo scambiamo nel Signore. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il Vescovo darà la comunione alle due professe e alle monache al centro, mentre per voi fedeli verranno i sacerdoti. Chi non fa la comunione rimane seduto, chi invece la riceve rimane in piedi, la riceve sulla mano e la porta alla bocca.
Preghiamo. O Dio che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore e imitando la carità e il fervore apostolico del nostro Padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli per Cristo nostro Signore. Pace e bene a tutti. Io e Arden vi ringraziamo davvero di cuore per essere state con noi, per aver pregato con noi, ringraziato il Signore di questo dono grandissimo. Ci dispiace tantissimo, causa il virus noto, di non poter continuare la festa e anche sì, la festa presso il monastero con un rinfresco e simili, e di dover lasciare anche presto la chiesa che dovrà essere sanificata per la prossima celebrazione, di non poterci fermare neppure fuori della chiesa perché dobbiamo evitare gli assembramenti. Ci dispiace, ma davvero a parte che nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, qualcuno ha chiesto alla badessa nei prossimi anni e la badessa ha dato il consenso, potremo festeggiare con voi quando verrete a trovarci. Tutte queste cose comunque sono veramente piccole. Io avevo preparato un altro discorso, ma Sua Eccellenza giustamente ha già detto tutto nell'omelia. E allora io mi permetto solo di chiudere dicendo che qui non siamo tanti come alla professione temporanea, perché non potevamo esserci. Tanti ci seguono, ma quanti di più sono i nostri cari che sono già con il Signore e che ci stanno attendendo da tutto il mondo. E quando arriveremo faremo una festa che non avrà più fine, quindi attendere un giorno, un mese, ormai insomma non ha senso col Signore, proprio non ha senso. Grazie. Vi chiedo ancora un po' di pazienza perché vorrei anche ringraziare la mia famiglia, i miei parenti ed amici che ora ci stanno seguendo in streaming. Grazie. Sa lahat kong mga kamag-anak, lalo na sa mga hindi nakaintindi ng Bisaya, pasensya na po kayo sa Tagalog ko. Di na po ako kasi sanay. Unang-una sa lahat, nais ko pong pasalamatan ang ating Panginoong Diyos na nagbibigay sa akin ng buhay, pagkamadre, pagkamongha. Sa ating mahal na Berhen na nasa katabi ko palagi, kasama ko sa paglalakbay sa daan ng Panginoon. At sa lahat ng ating mga santos at mga santas na laging tumutulong sa aking buhay as a religious. Nais ko ring pasalamatan ang aking mahal na mga magulang. Di ko na sila makikita, pero nararamdaman ko ang presensya nila. Last but not the least, nais ko ring pasalamatan ang aking pamilya, sa lahat kong mga kamag-anak at kaibigan sa iba't ibang lugar ng mundo na sumusunod nitong importanteng selebrasyon ng aming buhay. Huwag po kayong mag-alala sa akin, kasi ang buhay ko ay nakasalalay na sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Alalahanin niyo lang na itong bukasyon na binigay sa akin ng ating Panginoon, hindi lang para sa akin,
sa aking sarili, para din sa inyong lahat, kasama kayong lahat. Nais ko lang hinihiling sa inyong lahat na isalin niyo po ako sa inyong mga pagdasal for my holy perseverance and faithfulness to our Lord God. Maraming salamat po sa inyong lahat at alalahanin niyo, mahal tayong lahat sa Panginoon. God bless you all. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia splendere il suo volto su di voi e vi usi misericordia, rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Il Signore sia sempre con voi ed Egli faccia che voi siate sempre con Lui. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore è la nostra forza, andiamo in pace. Regina Santissima,
bene? Le manderò un messaggio, la chiamerò quando saranno pronte. Più o meno mi ci vorranno una decina, una quindicina di giorni circa, può andare bene? Ok, bene. La suora Alma è pregata di venire qui davanti per la foto. Cugina di Arlen. In caso ci sentiamo, perché abbiamo infatti. Poi comunque ne parleremo dopo. Ecco i familiari, i parenti, approfittiamo per una bella foto.